Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Biagio Pirina. È la 12ª giornata del campionato regionale di promozione Girone B. Scendono in campo Arzachena Academy Costa Smeralda e Coghinas. Donati, il tiro di Donati, palla che sbuca alle spalle della barriera. Mentre entriamo nel 25esimo minuto, Meli mette dentro, pallone che rimbalza, poi c'è il tocco di Ramirez, palla che esce dallo specchio. Olgiati prova a giocare in verticale, poi interviene Bonivardi, da Bonivardi a Goi, limite dell'area, ci prova, ma c'è stata anche una deviazione, calcio d'angolo. Radovanovic va via un avversario, poi il pallone diventa buono per Meli, che ci prova dalla lunghissima distanza. Attenzione perché recupera Duccar alza il pallonetto, Coppetti smanaccia in angolo. Bell'intervento questo di Gino Coppetti al 33esimo minuto su Goi, il velo di Goi per Bonivardi. Bonivardi prova a prendere il tempo a Troisi, ci riesce Bonivardi dentro l'area di rigore, sulla linea di fondo Bonivardi la mette al centro. Bonivardi mette il pallone sul sinistro, ancora Babù dentro a cercare Loddo, la grande parata di Perez, Donati, l'Arzachena passa in vantaggio, Donati sul pallone vagante, la infila alle spalle di Perez, bella azione questa dell'Arzachena e 1-0. Bonivardi la gioca all'indietro su Fernandez si crea lo spazio per poter andare al tiro, Fernandez dentro per Loddo, Perez, grande parata, tanto Fernandez sul pallone, 4 uomini in aria per l'Arzachena, mette dentro Fernandez, Carbonara respinge. Poi Zelageta in avanti, si inserisce Babù ha la possibilità per concludere a rete, Serigne, Babù buca la difesa del Coghinas e Babù ben appostato sistema il pallone e batte Carbonara per il 2-0 Arzachena al 41esimo minuto. E Babù ha sfruttato anche un'incertezza difensiva della squadra ospite, che però ancora non si arrende. Qui ci prova e trova la traversa, clamorosa Viale, ha sistemato il pallone, non poteva fare nulla Coppetti. Dovremmo aver superato il 90esimo, ma non abbiamo visto segnalazioni di recupero. Seguiamo l'azione di Criado, il pallone rimesso dentro pericolosamente proprio dall'Arzachena e qui Matteucci conclude sull'esterno della rete. E qui arriva il triplice fischio, allora è ufficiale, l'Arzachena dopo 4 sconfitte consecutive torna alla vittoria.